Il progetto Agrigento Capitale della Cultura va a rilento, lo afferma il presidente dell'Equa Mangiacavallo, mentre il Codacons durante una conferenza stampa avverte si rischia il fallimento totale per l'iniziativa. Emergenza caldo in Sicilia per questo fine settimana, le raccomandazioni del presidente della regione Schifani e del capo della protezione civile Cocina, a rischio bambini e anziani. Provvedimenti per gli organizzatori del concerto di Giusy Ferreri sulla mancate osservazioni delle norme sulla sicurezza. Il sindaco di Agrigento commemora i caduti agrigentini durante il bombardamento del 12 luglio 43 in città. Distrutti 2 tonnellate di cocaina sequestrati dai militari delle Fiamme Gialle. Costituita l'associazione culturale Pro Muce Babburgio per valorizzare il Museo delle Ceramiche. E per lo sport continuano gli acquisti in casa Agragas, novità anche per l'Aragona Calcio. Benvenuti a questa edizione di TVA Notizie. Il progetto Agrigento Capitale della Cultura va a rilento, è quanto afferma il presidente dell'Equa, onorevole Mangiacavallo, che scrive al sindaco Miccichè e sollecita la costituzione della fondazione. Inutile, afferma Mangiacavallo, identificare la sede fisica se non c'è il soggetto che deve abitarla. Sentiamo Margherita Trupiano. Secondo il presidente dell'Equa Nene Mangiacavallo e anche una grande parte dei cittadini ne sono convinti, bisogna accelerare la predisposizione e l'individuazione di procedure già previste nei documenti ufficiali di candidatura e fornire le informazioni sulla programmazione, la preparazione e l'avvio della cosiddetta fase 2 del progetto a supporto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Insomma, in sintesi estrema, si è perso del tempo prezioso e se ne continua a perdere. In una nota inviata al primo cittadino premette che le sue considerazioni sono fatte nel pieno e convinto riconoscimento dell'importante ruolo di responsabile in capo al sindaco Miccichè e di tutte le attività che dovranno concretizzare l'ambizioso programma di Agrigento 2025, ma proprio in virtù della complessità di tutta questa operazione Mangiacavallo riprende e sollecita l'argomento della costituenda fondazione, che sottolinea va realizzata proprio in ossequio a quanto previsto a pagina 48 del dossier di candidatura presentato al Ministero della Cultura, e per questo chiede di convocare le parti interessate e invia al sindaco una bozza di statuto, documento fondamentale e propedeutico per la costituzione della fondazione, che dovrà seguire un iter complesso e coinvolgere il Consiglio Comunale di Agrigento, quello di Lampedusa e il CDA del Consorzio Universitario. Ci vorrà tempo, insomma, che in queste condizioni diventa preziose. Mangiacavallo scrive poi di aver appreso solo da una dichiarazione rilasciata attraverso il profilo Facebook del sindaco, che dal 2 aprile lavora ogni giorno al progetto, anche se dice alla data della proclamazione di Agrigento Capitale della Cultura né il consorzio universitario né il gruppo che ha lavorato al dossier sono stati mai coinvolti nelle sporadiche iniziative del sindaco, che hanno visto la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione. E comunque, secondo l'Equa, prima di individuare la sede della fondazione e dare inizio ai lavori di tinteggiatura e climatizzazione, sarebbe più importante costituire una fondazione. La bozza, che il primo cittadino ha fatto pervenire al consorzio universitario, ha subito qualche modifica concordata con un dirigente del comune, ma al momento non c'è risposta ufficiale sulla sua sorte. Mangiacavallo evidenzia anche la grande responsabilità che pesa sulle spalle del sindaco Miccichè e non solo, cogliere questa storica occasione di rilancio del territorio. E aggiungiamo noi che, se non bene gestita ed elaborata, potrebbe trasformarsi in un devastante boomerang per la città. E sempre in tema di Fondazione Agrigento 2025 si accendono i riflettori. Ieri il Codacons di Agrigento, per via di Giuseppe Di Rosa, ha effettuato una conferenza stampa spiegando come sia altissimo il rischio del fallimento totale da parte dell'amministrazione cittadina sull'iniziativa. Tengo a precisare, Agrigento Capitale Italiana della Cultura è un decreto ministeriale, un decreto, attenzione, presidenziale.
Stiamo parlando di un progetto presentato a un ministero ed è stato ratificato in quel modo. Nel progetto è scritto che nascerà una fondazione che raggrupperà società, associazioni ed enti pubblici e privati. Ad oggi nulla è dato sapere. Ci sono però dei presupposti perché nasca questa fondazione. La fondazione sarà di carattere nazionale. Burocraticamente la fondazione deve essere, attenzione, accreditata dalla prefettura locale, cioè la prefettura di Agrigento dovrà accreditare e ratificare lo statuto di questa fondazione. Per arrivare a questo, e i tempi per la prefettura, solo già per la prefettura ci vogliono da almeno 120 giorni. Per arrivare a questo statuto dovrà passare dal Consiglio Comunale del Comune di Agrigento e probabilmente, visto che nella bozza di statuto che era già inserita nel progetto, dovrebbe farne parte, perché oggi dovrebbe? Perché tutte e 84 le associazioni, i comuni, le società private, prendete il Resort Verdura, prendete il comune di Lampedusa, oggi non abbiamo più notizia di questi enti e di queste associazioni e di queste società. Chi e come farà parte della fondazione? Attenzione, un'altra cosa, non solo dovrà superare i crismi dei consiglieri comunali che dovranno, attenzione, in quel momento attenzionare bene quello che proveranno. Perché vi dico questo? Perché fino a quando non sarà recepito dalla prefettura, chi ne risponderà con fondi personali sarà il presidente della nascitura fondazione. E chi farà il presidente della fondazione? Chi è l'ente che metterà più soldi? Il comune ha stabilito che dovrebbe mettere 3.332.000 euro. Dove sono? Quando li metteranno? Da dove nascerà? In quale notaio? E poi la ciliegina sulla torta. Io dico che purtroppo non hanno ancora idea di quello che stanno facendo. Ho saputo che l'ECUA si tira fuori, c'è una lettera di fuoco del presidente Nenè Mangiacavallo. Tutti sono stati tagliati fuori, il FAI, sono spariti tutti. Il sindaco non figurava in nessuna delle manifestazioni pro candidatura, oggi è diventato l'artefice principale. Che succede? Cosa sta accadendo all'interno? Perché non è dato sapere, nessuno dà notizie. Nessuno sta dando notizie sulla fondazione, nessuno sta dando notizie sulle eventuali 44 manifestazioni da organizzare. Chi saranno i tecnici? Con quali fondi verranno pagati? Cioè sono tanti punti interrogativi che oggi ci inducono a pensare male. Nessuno ci smentisce, ci smentiscano. Noi vogliamo, attenzione, Codacons si vuole essere da pungolo. Codacons sta dicendo c'è questo altissimo rischio, non possiamo rischiare che Agrigento diventi non la città italiana della cultura, ma la città italiana messa al bando da chiunque. Anche al Ministero oggi sono preoccupati, ve lo assicuro che è così. E allora, o ci muoviamo tutti e il prefetto è stato, ha anticipato i tempi. Il prefetto è stato chiaro, muoviamoci tutti nello stesso senso, muovetevi. Ma dove sono? Sono tutti spariti. E Codacons è molto preoccupato, anche perché chi e come e con quanti fondi farà parte della fondazione non ci è dato sapere. Chi potrà fare il presidente della fondazione non ci è dato sapere. È naturale che se il comune di Agrigento mette 3 milioni di euro nella fondazione, se il comune di Lampedusa mette 100.000 euro, è naturale che e sarà il comune di Agrigento a dover nominare il eventuale presidente ed altro. E poi, scusatemi, associazione meno, Albergoni, presidente, progettista, eventuale presidente della fondazione. Anche Albergoni, secondo me, ha aperto gli occhi, perché sicuramente, e qua vi chiudo il cerchio, avranno capito, come avevamo detto sempre come Codacons, che all'interno di AICA, come oggi potrebbe essere all'interno di questa fondazione, tutti gli incarichi dovranno essere affidati facendo un bando pubblico, anche quello del direttore generale. Non è che il sindaco si sogna e domani nomina il direttore generale Michele Guardì.
Non può essere, dovrà esserci un'evidenza pubblica alla quale potranno partecipare professionisti italiani ed europei. Attenzione, qui la chiudo, voglio aprire gli occhi a tutti. Attenzione, aprite gli occhi, rischiamo di naufragare. Ondate di calore previste in questo fine settimana con punte di oltre 40 gradi. Le raccomandazioni del presidente Schifani e del capo della protezione civile Cocina ai presidi territoriali, ai vigili del fuoco e forestale ad attivarle, procedure previste per questo tipo di emergenza. In questo fine settimana si attendono ondate di calore in Sicilia e per sabato 15 è previsto il massimo livello di rischio rosso, in particolare nelle zone di Catania e di Messina. La temperatura percepita potrebbe schizzare oltre i 38 gradi alle ore 14, il livello di rischio minore arancione. A Palermo, il presidente della regione Schifani ha invitato i comuni, le strutture sociosanitarie, il volontariato di protezione civile, i corpi di vigili del fuoco e della forestale regionale e tutti gli altri soggetti competenti ad attivare i piani e le procedure di emergenza, aumentando i presidi sul territorio, sia per l'assistenza alla popolazione esposta alle ondate di calore, sia per la prevenzione e il contrasto agli incendi. Il notevole aumento delle temperature previsto in Sicilia, ricorda il dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, Salvo Cocina, espone i soggetti più fragili, in particolare i bambini e gli anziani, a rischio per la salute. È buona norma limitare l'esposizione al sole e alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo per evitare la disidratazione. Si prevede che le condizioni di pericolo per la salute, soprattutto per i soggetti fragili, i bambini e gli anziani, si protrarranno per alcuni giorni. Si raccomanda, conclude il capo della Protezione Civile, di uscire di casa solo nelle ore meno calde della giornata, al fine di evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi e di indossare un abbigliamento leggero, comodo, oltre a bere frequentemente. In occasione del concerto della cantante Giusy Ferreri avvenuto lo scorso 8 luglio in Piazza Stazione, in onore dei festeggiamenti di San Calogero, la Questura di Agrigento ha preso dei provvedimenti verso gli organizzatori sulla mancata osservazione delle norme sulla sicurezza. La Questura di Agrigento comunica che nella serata di sabato 8 luglio nella Piazza Marconi, dove si è svolto il concerto della nota cantante Giusy Ferreri, inserito nell'ambito delle manifestazioni della settimana di San Calogero e organizzato dalla Proloco di Agrigento, la Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo di Agrigento ha espresso parere favorevole allo svolgimento della stessa, a condizione che venissero però osservate scrupolosamente le prescrizioni indicate nel verbale redatto l'8 luglio. Il questore della provincia di Agrigento, pertanto, visto il parere favorevole della predetta commissione, ha rilasciato all'organizzatore dell'evento la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 68 del testo unico lavori pubblici spettacoli. La sera del concerto il dirigente dell'ordine pubblico ha accertato che il titolare della licenza di polizia, il presidente della Proloco, non si atteneva alle prescrizioni imposte dalla stessa, in particolare le barriere mobili che delimitavano l'area dello spettacolo non erano affatto presidiate da nessun operatore, mentre la scalinata che collega Piazza Marconi con la via Empedocle, che doveva essere interdetta al pubblico, era gremita di persone che assistevano tranquillamente allo spettacolo. Alla luce di quanto sopra, l'organizzatore dell'evento veniva deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria ai fini del reato 681 codice penale, che pur essendo autorizzato a effettuare un pubblico spettacolo non osservava le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica. E dopo la manifestazione avvenuta al comune di Agrigento con l'arrivo dei militari, il giorno del ricordo dello sbarco degli alleati, il sindaco di Agrigento ha voluto ricordare nel giorno dell'80° anniversario il bombardamento avvenuto in città, era il 12 luglio del 43 al liceo classico Empedocle, le vittime che hanno perso la vita, con la deposizione di un vaso di fiori ai piedi della lapide collocata sulla facciata della Basilica dell'Immacolata, luogo della tragedia in via San Francesco.
Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha voluto ricordare nel giorno dell'80° anno del bombardamento avvenuto ad Agrigento il 12 luglio del 1943 al liceo classico Empedocle le vittime che hanno perso la vita con la deposizione di un vaso di fiori ai piedi della lapide collocata sulla facciata della Basilica dell'Immacolata, luogo della tragedia in via San Francesco. Oggi ricorre l'80° anno della strage del liceo classico Empedocle, che fu bombardato, dove persero la vita un centinaio di agrigentini. Ecco, lei ha voluto ricordare questo momento con la deposizione di una corona di fiori. Sì, il 12 luglio del 1943 un devastante bombardamento effettuato dagli americani costò la vita a più di 300 miei concittadini. La memoria è fondamentale, voglio ricordare a tutta la mia città quello che è successo, proprio in memoria di chi ha perso la vita in occasione della guerra. Le guerre non dovrebbero mai esistere e ora mi sto recando proprio sul posto per deporre un omaggio floreale proprio a questi caduti. Grazie. E tra le tante commemorazioni avvenute in Sicilia c'è stata anche quella fatta nel comune di Pachino, dove è iniziata la marcia dei canadesi sul percorso nel 1943. Dalle truppe sbarcate in loco all'evento era anche presente l'ambasciatrice canadese in Italia. Ottant'anni fa ragazzi come ne vedo tanti qui davano la cosa più importante che avevano, la loro vita, in dono perché oggi noi potessimo vivere in una società sicura, prospera, pacifica. Quindi noi oggi, non dimenticando quello che è successo, abbiamo un debito. Il nostro debito è quello di fare in modo che la memoria di questi ragazzi, perché erano ragazzi, non scompaia. In un momento in cui l'Europa è di nuovo in guerra, sono particolarmente riconoscente dell'eredità lasciata da coloro che hanno combattuto 80 anni fa, permettendo al Canada e all'Italia di essere ciò che sono oggi, pacifici, prosperi, paesi dei quali le popolazioni sono pronte a combattere la tirannia e l'ingiustizia, paesi che sono impegnati a difendere i diritti umani e giustizia per tutti. Sono qui per commemorare le canadesi che sono venute qui a Pechino per la seconda guerra mondiale. Nous sommes ici pour commémorer ceux qui sont passés avant nous, pour libérer l'Italie e un'indicazione di amicizia tra Canada e Italia in quest'anno, infatti sono il 65° anniversario delle relazioni bilaterali tra i due paesi. And it's another example of how our relationship is strong, it's deep, and it resonates today as well, as we stand here commemorating the invasion to liberate Italy and where it began in Pechino in Sicily, and of course today when we find Europe again at war, it reinforces these ties that exist between Canada and Italy, as around the world we seek to promote issues related to human rights, peace and justice. Penso che oggi di più e più le giovani capisce meglio la partita della campagna Sicilia in la seconda guerra mondiale. È molto importante di fare questa perché loro possono conoscere meglio
C'è una società appunto di pace, sicurezza e prosperità. Anche la nostra cittadina è stata coinvolta, anche i rosolinesi furono chiamati a fare la loro parte e durante la serata vedremo come si svolsero i fatti sia in Sicilia e in Italia tutta. Stasera ricordarli il bene più prezioso per ogni popolo, la pace. Ed oggi più di ieri abbiamo il dovere di fare scelte coraggiose al fine di conservare questa pace. Occorre percorrere tutte le strade che portano ad essa, anche quelle che a prima vista ci sembrano inefficaci, perché in Europa, ancora una volta, teatro di guerra, non bisogna commettere passi falsi e cadere nell'abisso. L'auspicio per tutti noi è quello di essere ciascuno, ma tutti insieme nello stesso tempo, costruttori di pace. Favara è stata una delle città italiane dove si è svolta la manifestazione Virtual 5.30, ovvero una passeggiata non competitiva alle ore 5.30 del mattino per 5 km e 300 metri per promuovere uno stile di vita sano, il servizio di Giuseppe Moscato. Il popolo di 5.30, la bellissima manifestazione internazionale ormai che ha preso piede da tanti anni a Favara, si presenta alle prime luci dell'alba qui in piazza Cavour per iniziare questo percorso 5.30, ovvero alle 5.30 di mattina per 5 km e mezzo, per promuovere un sano stile di vita, per promuovere una giusta alimentazione, per promuovere anche il territorio. L'organizzazione ASD Runner Favara e Fradici Runner ancora una volta ha centrato l'obiettivo, il popolo di Favara ha risposto. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Santa Maria del Cammino, prega per noi. Non sono il massimo esempio di stile di vita, però oggi guarda è bellissimo, tantissima gente, parlano le persone, si sta assieme, si sta facendo dello sport, si sta in compagnia ed è una bellissima giornata. Partecipato tantissimo, una bella iniziativa riuscita. Quest'anno Favara è presente alle 5.30 insieme in concomitanza con altre città d'Italia. L'appuntamento ce lo siamo dati intorno alle 5:15 e come di consueto alle 5.30 siamo partiti. Abbiamo percorso le strade di Favara, un percorso urban fatto di 5 km e 300 per le vie del paese. La nostra iniziativa è sempre quella di promuovere uno stile di vita sano. Alla fine concluderà la manifestazione in piazza, che è stato il punto di ritrovo della partenza, con una buona colazione fatta di frutta e torte preparate dalle nostre signore che ci hanno aiutato per la manifestazione. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, in particolare la cittadinanza, il sindaco e tutti quelli che soprattutto hanno partecipato alla manifestazione e hanno camminato insieme a noi. Grazie a Favara. Questa mattina abbiamo visto che Favara aveva tanta voglia di uscire e di camminare la mattina presto, infatti questa mattina più o meno c'erano 800 persone che hanno fatto questa bellissima camminata, questa bellissima iniziativa delle due associazioni, sia i Fradici Runner che Favara Runner. E che dire, ci siamo divertiti tutti sono stati felici di fare questa camminata e speriamo che il prossimo anno saremo ancora di più. La Guardia di Finanza di Catania distrugge circa 2 tonnellate di cocaina sequestrata di origine sudamericana per un guadagno ipotizzato di circa 450 milioni di euro, imponenti le misure di sicurezza adottate dai militari. I militari del Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza hanno provveduto con l'ausilio della componente specialistica antiterrorismo e pronto impiego e dei finanzieri del reparto operativo aeronavale di Palermo allo smaltimento degli oltre 1600 panetti di cocaina per un peso lordo complessivo di quasi 2 tonnellate, sequestrati la primavera scorsa al largo delle coste della Sicilia orientale, in uno dei più ingenti quantitativi scoperti in ambito nazionale. La vendita al dettaglio avrebbe fruttato circa 400-450 milioni di euro ai gruppi criminali. La distruzione della sostanza
sostanza stupefacente è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Catania a conclusione di un complesso procedimento di analisi e campionatura della droga che hanno avvalorato l'ipotesi iniziale che fosse di produzione sudamericana. Dato l'enorme valore di mercato delle 2 tonnellate di cocaina, per lo smaltimento dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato approntato dalle Fiamme Gialle Etnee un imponente servizio di scorta e vigilanza, in modo da assicurare la più ampia cornice di sicurezza nel corso di tutte le delicate fasi di trasferimento e conferimento a un impianto di termodistruzione sito in provincia di Siracusa. In particolare, il trasporto è stato effettuato utilizzando un mezzo blindato scortato con sorveglianza da parte anche di un elicottero. Pronti a stanziare altre 100 milioni di euro per favorire i nuovi investimenti in Sicilia e fare scorrere le graduatorie del bando ripresa, questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Schifani in occasione di un incontro organizzato dalla Confindustria a Catania. Ieri mi sono confrontato con i dirigenti e mi sento di dire che a settembre, con la riprogrammazione dei fondi extraregionali 2021-2027, questo governo utilizzerà 100 milioni per lo scorrimento del bando Ripresa Sicilia. Il bando Ripresa Sicilia sta avendo un grande successo, premia sostanzialmente investimenti ex novo o di ristrutturazione a carico da parte delle imprese. Abbiamo istanze di richiesta per 300 milioni e le somme stanziate erano quelle che avevano 34 milioni. Bene, a settembre impingueremo questo importo con altri 100 milioni, scorreremo il bando, non è che faccio un nuovo bando, se no significherebbe fermarsi, in maniera tale che la media possa essere 1 a 2, cioè su 2 istanze una venga accolta, sempre nel rispetto dei parametri. La media di richiesta di finanziamenti in questo bando attualmente è stata alla media circa 1,5 milioni, quindi si guarda sostanzialmente alla media impresa, non certo alla grande impresa, però sicuramente è una tensione strategica non indifferente. E questo è un segnale che fa il paio con la volontà, ripeto, di bonificare alcune aree industriali come quella di Catania. Su questo c'è l'impegno da parte mia oggi a fare in modo che questi interventi proposti dalla Confindustria Catania siano realizzabili anche con l'impegno finanziario della Regione, fondi anche extraregionali, perché è un impegno, diciamo, su una proposta di buonsenso. Costituita ufficialmente l'Associazione Culturale Pro Muceb, Museo della Ceramica di Burgio, presidente Vito Ferrandelli, mentre il vite è Giuseppe Intorre, che ha come scopo sociale quello della valorizzazione della struttura museale esistente. Nasce ufficialmente l'Associazione Culturale Pro Muceb, Museo della Ceramica di Burgio, che ha come obiettivo principale la valorizzazione del Muceb, contenitore e custode di un'antica tradizione, espressione del sapere fare di artigiani e artisti locali attraverso la realizzazione di eventi a livello nazionale e internazionale con il coinvolgimento di istituzioni, studiosi e operatori del settore. L'associazione ha come obiettivo, afferma Vito Ferrandelli e Sergio Intorre, rispettivamente presidente e vicepresidente, la valorizzazione della preziosa struttura museale del piccolo centro agrigentino Burgio e la promozione di studi e ricerche sulla storia e la cultura della ceramica con il coinvolgimento delle istituzioni, studiosi e operatori del settore. Della neocostituita associazione faranno parte anche come soci onorari insigni studiosi, autorità nazionali e internazionali del settore. Inoltre, per l'organizzazione delle iniziative sarà individuato un qualificato comitato scientifico. E si inizia subito con una idea progetto che si svilupperà nel corso del tempo e che abbiamo denominato Muceb ovunque, che consiste nella volontà di organizzare delle iniziative, delle manifestazioni, degli eventi dentro il museo, nel museo, ma anche fuori dalle proprie mura. Il Muceb oltre il Muceb, affinché esso non rischi di rimanere una struttura statica e immutabile, ma possa divenire una realtà culturale vivace e dinamica e possa
essere lo spazio ideale affinché i temi della ceramica possano intrecciarsi con i temi della società, con i temi dell'economia, per costruire nuove politiche di sviluppo per il territorio. Una delle finalità naturali della nuova associazione è quella di promuovere e valorizzare il Museo della Ceramica di Burgio, offrendo nuovi stimoli e ulteriori contenuti di qualità, un rinnovato impulso ad una realtà che contiene certamente i tratti di quella che è l'identità non solo di Burgio ma di tutta la Sicilia. Il tentativo ambizioso è quello di accostare la ceramica all'agricoltura, ai prodotti enogastronomici, ma anche alla letteratura e più in generale ai temi della società. E io credo che in questo modo il MUCEB davvero potrebbe divenire lo strumento utile ed incisivo per coniugare proficuamente il binomio cultura e sviluppo. E la linea alla regia per la pubblicità. Al via a Palermo il festino in onore di Santa Rosalia. Sentiamo il messaggio del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sulla festa per la galla e la sua seconda esperienza, quella di salire sul carro della Santa. Per me la seconda emozionante esperienza di salire sul carro e invocare la nostra Santa Rosalia. Per i palermitani la conferma di una fede, di una devozione, di una vicinanza a quella patrona che ha salvato Palermo da pesti antiche e moderne. A tutti auguro un festino sereno, ma soprattutto alla città auguro un futuro migliore del presente, così come il presente è certamente su alcuni valori migliore del passato. A Santa Rosalia chiediamo come amministrazione e come comunità di ispirare i gesti di chi come noi ha la responsabilità del governo, ma chiediamo anche che Santa Rosalia intervenga per rendere ogni palermitano consapevole di essere partecipe di un progetto e costruttore del futuro, perché un cittadino deve reclamare e invocare diritti, ma deve anche adempiere ai propri doveri, esattamente come ancor di più deve fare chi responsabilmente è chiamato ad amministrare. Continuiamo in questo percorso, che è un percorso comune, che è un percorso che fa leva su una religione certamente fideistica ma anche laica, e teniamo lontane le tentazioni che vengono da bui richiami al passato. Santa Rosalia nella sera del festino sarà disvelata solo davanti le luci della cattedrale, per dire che plasticamente che vi è stato in questa città e deve continuare ad esserci una continua e forte volontà di tacitare le tenebre e di esaltare la luce. È un grave incidente è successo sull'autostrada Messina-Catania con un morto e diversi feriti. C'è il servizio del collega della redazione di Messina. Gravissimo incidente mortale questa notte sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Intorno all'1:40 di notte è pervenuta presso la sala operativa della caserma Vigili del Fuoco di Messina una richiesta di soccorso per incidente stradale verificatosi in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo all'altezza del viadotto Giudici all'uscita della galleria Telegrafo. Sono 3 le auto coinvolte nello scontro. Secondo una prima ricostruzione, la prima vettura, dopo aver urtato il guardrail ed essersi cappotata,
scappottata sarebbe stata centrata in pieno dalla seconda auto e dalla terza sopraggiunte nel frattempo e che non sono riuscite ad evitarla. Sul posto è stata inviata immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino Nord con un'autopompa e un pick-up. Nell'incidente hanno perso la vita 2 uomini, i conducenti della prima e della terza auto, e altre 3 persone sono rimaste ferite, di cui 2 gravemente in codice rosso. Dopo l'autorizzazione del magistrato, i Vigili del Fuoco hanno estratto da 2 dei 3 veicoli coinvolti i corpi dei deceduti e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l'area interessata dall'incidente. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e la Polizia Stradale di Messina, che ha chiuso il tratto di autostrada interessato dal sinistro dalle ore 3:30 fino alle 8 di questa mattina, con conseguenti lunghi incolonnamenti. Ancora una vittima sul lavoro nel Messinese. A perdere la vita è stato un operaio edile di 40 anni, originario di Montagna Reale. L'uomo era impegnato in un cantiere di Caronia. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l'operaio stava montando un tetto in legno in località Marascotto. Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, il 40enne è caduto giù dall'impalcatura, finendo violentemente a terra dopo un volo di alcuni metri. Lanciato l'allarme, sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. I rilievi sul luogo della tragedia sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra. Tanti messaggi di cordoglio per l'ennesima morte bianca. Il circolo territoriale del PRC dei Nebrodi, Francesco Losardo, in una nota ribadisce che la sicurezza dei lavoratori è un imprescindibile precetto costituzionale. Oggi come in passato ciò che ci lascia perplessi e perfino demoralizzati è la mancanza, al di là di pletoriche promesse, di un'efficace risposta da parte della politica e degli enti preposti. In attesa poi nel caso specifico che le forze dell'ordine e la magistratura appurino la dinamica, non possiamo non additare una generale cattiva coscienza collettiva sul tema, come se gli incidenti sul lavoro, spesso mortali, fossero qualcosa di imprevedibile. Il più delle volte non è così. Passiamo alle notizie sportive. Novità in casa Akragas col nuovo acquisto di Giuseppe Litteri, classe 98, ex Catania in Serie D, mentre per l'Aragona si tratta di Mariano Cordaro, un fantasista, il servizio di Carmelo Lentini. Ancora un colpo di mercato per l'Akragas del neotecnico Marco Coppa. L'attaccante ex Catania Gianluca Litteri è pronto infatti a sposare il progetto Akragas. L'ex rossazzurro va a involtire la schiera degli giocatori ex Nei dopo Lama e Morimoto. Catanese purosangue, classe 88, ha giocato in Serie B con Entella, Ternana, Latina, Cittadella, Venezia, Cosenza e in C con la Triestina. La scorsa stagione ha giocato in Serie D con il Catania. Nella sua carriera, su 338 gare disputate, ha segnato 75 reti. Adesso è arrivata l'ufficialità da parte della dirigenza biancazzurra. Ma scendiamo di categoria, vediamo un po' cosa fanno le squadre agrigentine della provincia. Mariano Cordaro ha firmato per l'Aragona, compagine che militerà nel prossimo campionato di prima categoria. Il fantasista palermitano, favarese d'adozione, non ha certo bisogno di grandi presentazioni ed ha accettato senza esitazione questa nuova avventura aragonese. Cordaro ricalca fedelmente il profilo di giocatore di cui abbiamo bisogno per completare il reparto avanzato, ha ribadito il presidente aragonese Monreale. Con lui, al netto di qualche riconferma e anche qualche ritorno, possiamo ritenere conclusa la campagna di rafforzamento. Abbiamo operato sul mercato con lucidità e buonsenso. Riteniamo di consegnare allo staff tecnico un'ottima struttura di squadra secondo gli obiettivi che ci siamo dati. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi auguriamo una buona serata.